Siamo a Cras di Drenchia, dicembre 1962. Le immagini del paese che l'obiettivo ci offre danno la suggestione di un paesaggio da presepe, un presepe vivo e vero. Nei giorni che vanno dal 16 al 25 dicembre, in tutte le chiese ci si prepara alla nascita del Salvatore, ma in alcuni paesi della nostra Slavia la novena di Natale, chiamata Devetica, si trasforma in un particolare rito paraliturgico che ha le caratteristiche di un'azione drammatica. Comparse, coro, attori in questa gentile usanza sono soprattutto le donne, come quelle che meglio possono sentire il dramma della Madonna in fuga alla ricerca di un luogo sicuro per il suo nascituro. Il piccolo quadro con le figure del presepe viene prelevato la sera del 16 dicembre dopo che sono stati rigovernati gli animali della stalla. Viene preso dalla chiesa dove era stato riposto alla candelora dell'anno precedente. Alla prima casa ospitale, una accompagnatrice rivolge alcune parole che ormai si sono fissate in una formula che le donne mandano a memoria. Приятельства, скреми матер Ежуша, на нjenем трудnim polnim poputovanju, tim hudим zimskim času, na njenim namazržanim maternistу, kana časti Jelene Cojnjuke, призадавайся рідно часті збирнакання, Божнім полюбі Марія. Bodi pozdravljena, počešćena, prečista Devica Marija, željo te sprimem pod streho svojo, bodi mi zvesta pomoćnica, od smrtni uri vari dušo mojo. Amen. Amica, accogli la madre di Gesù che è stanca, ha camminato a piedi col cattivo tempo d'inverno e ha da nascere il bambino concepito senza peccato. Prendila sotto il tuo tetto e baciala. La padrona, inginocchiata sulla soglia, ha risposto: O Vergine Maria, volentieri ti prendo sotto il mio tetto e quando morirò proteggi l'anima mia. La Madonna viene posta sul tavolo che è stato preparato con cura. Un tempo la casetta aveva il tettuccio di paglia, come le case stesse del paese, come la capanna della Natività. In tutta l'azione della Devetica c'è una volontà di mimesi. Infatti la Madonna passa di casa in casa per trovare pace solo nel giorno di Natale. La finta capanna ospita la Madonna fino alla candelora, quindi la Madonna ritorna in chiesa e la capanna rimane in deposito nell'ultima famiglia che l'ha ospitata. Maria, Maria, Narspunovsis Maria, Namidinange, non sapete lei Saiese. Crescenat Maria, Narspunovsis Maria, Namidinange, non sapete lei Saiese. Crescenat Maria, Narspunovsis Maria, Namidinange, non sapete lei Saiese.
La sera successiva vengono a prendere la Madonna e l'ospite la saluta e si scusa di aver fatto poco. Lo stesso avviene nelle sere seguenti. Per viottoli scoscesi, con qualunque intemperie, la piccola comitiva accompagna la Madonna itinerante finché troverà tregua nella notte di Natale. Jelene Cojnjute, priprizadevaj se devedno častiš beznekanja, Božnjem poljubi Marija. Željo te sprimam pod streho svojo, bodi mi zvesta pomočnica, od smrtni uri vari dušo mojo. Amen. Alla candelora, quando verrà riportata in chiesa, verrà pronunciata questa formula. Da 40 giorni è nato il bambino, la Vergine è andata al Tempio, ha portato il figlio come ha comandato Mosè che ha dato la legge. Simeone ha preso il bambino e lo trattava come tutti i bimbi, lo ha preso con tutto il cuore e diceva: Maria, mi dispiace dirlo, ma tu per questo figlio avrai trafitto il cuore. Noi cristiani prendiamo le candele e preghiamo. Χριστός Μαρία, Μαριστονός Χριστός της Μαρίας νον με την άγγελ νον πάτερ. A Cras, a Mersino, a Ruccini ed in altri paesi, a questa gentile azione di dramma religioso non partecipa il sacerdote, se no nelle preghiere che si svolgono in chiesa. L'azione è nata dal misticismo particolare con cui la religione è sentita da queste popolazioni. Di tutti i momenti della vita di Cristo, la nascita e la morte hanno avuto maggiore eco nell'anima popolare. In alcuni paesi 9 famiglie per 9 anni ospitano la Madonna a turno nelle 9 sere, quindi il turno passa ad altre famiglie. Le donne del vicinato
si prestano anche nel caso in cui una delle 9 famiglie sia emigrata o vi sia rimasto soltanto un vecchio, come oramai è frequente in montagna. Tuttavia, anche questa, come tutte le nostre tradizioni, va spegnendosi. Forse noi vediamo una delle ultime edizioni, è già un po' impoverita rispetto a quelle del passato, ma non di meno ancora ricca di gentilezza e di significazione.